Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro spazio di approfondimento che precede il nostro telegiornale. Lo vedete già in collegamento, abbiamo ospite Ugo Previti, segretario della Will Scuola. Buongiorno, bentornato in collegamento con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con Ugo Previti. Come sempre facciamo insieme a lui faremo un po' un focus sul mondo della scuola, il periodo che sta attraversando tra annunci da parte del governo, il periodo particolare insomma che sta attraversando un po' tutto il mondo della scuola. Allora cominciamo proprio dalle novità magari, no? Da quelle che sono le dichiarazioni anche del ministro competente sul mondo della scuola. Quali in particolare vi hanno colpito in questo periodo e a quali in particolare siete contrari? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno e grazie per avermi invitato. Ma a parte siamo contrari su molte cose, qua sembra di stare al supermercato dove si fanno degli spot. Gli spot, non vorrei dire, però prima di parlare, prima di fare degli spot, bisognerebbe attivare il cervello, perché spesso e volentieri il cervello non viene attivato e si fanno degli spot, iniziando dalla scuola aperta in estate, ecco, dai ragazzini diversamente aperte in estate. Già si era sentito forse anche l'anno scorso, no? Questa possibilità per ampliare gli orari, si dice, no? Per aumentare la possibilità di apprendimento da parte dei ragazzi. Siete d'accordo? Ma no, ma sono degli spot che si fanno e poi non si concludono, per cui prima di fare questi spot, prima di fare questi messaggi così da campagna elettorale continua, attiviamo il cervello, facciamolo mettere in moto. Vediamo un attimino cosa succede nelle scuole, le temperature, gli spazi, i docenti. Io vorrei portare queste persone a scuola, in mezzo ai docenti, dopo un anno di stare in classe. Ma dove mettiamo i ragazzini? Già c'è caldo, voglio dire, nella nostra regione il tempo non è buono, però in estate dove li mettiamo? Cosa gli facciamo fare? Il giro tondo? Poi i ragazzini vorrebbero stare un poco con i loro amici, fuori dal mondo della scuola, lasciamoli godere il mare, lasciamoli stare un attimino tranquilli. E poi ripeto, attiviamo il cervello, perché non si può andare avanti così a spot. La scuola non è un supermercato dove mettiamo dei cartelli, lo sconto 2x1, il ragazzino diversamente abile, che le famiglie possono intervenire per mantenere il docente per 3 anni. Il ragazzino diversamente abile dovrebbe parlare, c'è scritto, parlare col dirigente. Adesso voglio dire, come si fanno questi spot? Perché cerchiamo di essere concreti, cerchiamo di parlare di scuola, cerchiamo di parlare di didattica. I docenti devono fare didattica da qualsiasi ordine, devono stare in mezzo ai ragazzi dall'infanzia alle superiori e spiegare, dare loro un indirizzo, cercare di educarli, e non avere questi spot così per campagna elettorale. Ecco, proprio il tema delicatissimo, no? Degli studenti con problemi, con disabilità, se ne è fatto un gran parlare in questo periodo, e ne parliamo spesso anche per la cronica carenza di personale che sia dedicato proprio a queste persone che hanno una particolare fragilità e quindi ne hanno assolutamente bisogno, insomma. Allora, noi abbiamo due problemi. Uno che mancano insegnanti di sostegno specializzati. Noi abbiamo l'università e stiamo dicendo sempre di aprire i corsi e non chiudere l'università per le specializzazioni di sostegno. E questo è un problema, perché nella nostra regione abbiamo circa 600-700 persone non specializzate in tutti gli ordini, è vero, però ma specialmente infanzie primarie devono essere persone specializzate, persone che capiscono i ragazzini. Abbiamo avuto dei casi nella nostra regione, parliamo in generale, di ragazzini maltrattati col telecamere di persone esperte e non esperte, per cui cerchiamo di fare dei corsi abilitanti per queste persone, specializziamoli, non mettiamo gente chiunque, che possono essere persone brave, saranno brave, però lavorare con i ragazzini diversamente abili non è facile, bisogna essere portati, bisogna aver fatto degli studi, bisogna capire il ragazzino diversamente abile.
e poi le famiglie non possono intervenire, entrare nella scuola e dico a me piace quel docente e lo voglio. Il dirigente, ma c'è scritto nella proposta, nelle varie righe che negli spot, il ragazzino diversamente abile dovrebbe parlare col dirigente, adesso con tutta la buona volontà. Come si può far parlare un ragazzino diversamente abile? E poi vogliamo, questo è il primo passo, non vorrei che ritorniamo alla legge 107 quando le famiglie o i dirigenti scelgono i docenti per le proprie classi. No, questo no, ci sono dei concorsi sbagliati, è vero, perché così i concorsi non possono andare bene, però bisogna fare delle cose in regola, dobbiamo cambiare il sistema di reclutamento. Noi abbiamo docenti che sono anni e anni precari, riescono a fare il concorso, poi magari per qualsiasi motivo non riescono a superarlo e ritornano a lavorare, ma sono persone che hanno esperienza e noi dobbiamo bocciarli? Bisognerebbe valorizzare l'esperienza, anche perché di insegnanti c'è sempre più bisogno, no? Poi sono stati anche indetti questi concorsi che però in qualche caso, mi corregga se sbaglio, non sono una tecnica insomma del settore, però non sono abilitanti o comunque sono delle modalità che sono differenti per ogni concorso, no? Ma sono vecchie modalità che non portano a nulla, e noi facciamo dei concorsi per posti e poi magari, voglio dire, non abbiamo l'abilitazione, non abbiamo la graduatoria dove mi dicono ci sono 5 posti per quella classe di concorso, abbiamo una sfilza di docenti e poi pur passando la prova i docenti non sono più abilitati perché sono solo dei concorsi a posto. Dobbiamo cambiare modo di assumere questo personale. L'esperienza in campo, oggi come oggi, è importantissima. Non siamo come 20 anni fa, 30 anni fa, specialmente nella nostra regione. Abbiamo benissimo diverse culture diverse, modi di insegnare diverso. L'integrazione, tornando al ragazzino diversamente abile, è importante. L'integrazione, noi abbiamo fatto una battaglia, abbiamo il nostro orgoglio, l'integrazione del ragazzino diversamente abile all'interno della scuola e vogliamo metterlo in scuole speciali. Ma prima di fare le scuole speciali dovremmo capire se abbiamo del personale, se abbiamo spazi, ma poi l'integrazione è il nostro forte. La scuola italiana è invidiata perché abbiamo un modo di integrare i nostri bambini, i nostri ragazzi, e quello noi dovremmo fare, è quello che non si fa. Quello che non si fa. Allora, al di là del grosso problema che permane, mi pare di capire, no? del personale, c'è anche quello, lo citava prima il sindacalista, il segretario della UIL Scuola, Ugo Previti, dei precari che sono tanti in Friuli Venezia Giulia, in particolare poi anche nella nostra zona, è vero? Certo, il mondo dei precari, voglio dire, no, io non sono un politico, faccio il sindacalista, però il mondo del precario serve alla politica per mantenersi i voti. Noi abbiamo chiesto sempre dalla UIL, diamo tutti i posti disponibili, tutti i posti che ci sono il 31 agosto e il 30 giugno, a tempo indeterminato. Dobbiamo metterli di ruolo a tempo indeterminato queste persone, dobbiamo assumerle perché i posti ci sono, non è che non ci sono, i posti ci sono. È vero che in alcune classi di concorso mancano, però in altre classi di concorso mancano, ma non solo il personale docente, ma anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Queste persone sono persone importantissime per far funzionare la scuola, dal collaboratore scolastico, perché è quello che controlla, riceve. Chi è la prima persona che uno incontra entrando a scuola? Il collaboratore scolastico. E se non abbiamo sufficienti collaboratori scolastici che non servono solo con la paletta e il secchiello per pulire, ma servono per controllare, in certi casi sono anche dei confidenti dei ragazzini. Il ragazzo parla più col collaboratore scolastico che non col docente. Sono figure importantissime. L'amministrativo per far funzionare la scuola serve. Oggi come oggi non è vero che il computer ha velocizzato le attività, forse in alcuni casi le ha complicate. Arriva la posta e dici oggi come oggi ci sono delle circolari e delle cose da fare per il giorno prima. Siamo bombardati di carte. E la scuola dovrebbe essere più una scuola frontale e non progetti PNRR, progetti vari. La scuola dovrebbe essere solo didattica. Noi dobbiamo formare per il nostro futuro i nostri ragazzi e li formiamo
dando informazioni, facendoli amare la materia, amare la scuola, amare la curiosità. E chi lo può fare? Il docente, il mondo della scuola. La scuola non deve essere il ricettacolo di tutto. Cosa manca? Manca una squadra di calcio? La facciamo fare alla scuola. Che manca? Il corso per vigili del fuoco? Lo facciamo fare alla scuola. La scuola no, la scuola deve essere formazione, la scuola, il docente deve stare in classe a formare e a spiegare ai ragazzi la materia e non a scrivere carte, progetti, progettini e concorsi e questo e quest'altro. Deve stare a scuola e formare. E insegnare ai ragazzi. Proprio a proposito dei ragazzi, si apprestano così a finire l'anno scolastico, ormai insomma manca poco, manca circa un mese, a seconda poi della scuola, poco più, poco meno, e si stanno anche celebrando le prove invalsi, che sono molto contestate da molti sindacati anche. Sappiamo che c'è anche uno sciopero proclamato per la giornata di domani, se non mi sbaglio, da parte dei Cobas. Voi non avete proclamato nessuno sciopero, però anche la vostra posizione sulle prove invalsi non è proprio delle migliori, no? No, per niente. Pensate una cosa, che durante la pandemia si sono spesi 5 milioni di euro durante la pandemia per le prove invalsi. Su un bilancio degli invalsi di 18 milioni di euro, 5 milioni di euro durante la pandemia, ma servì di cosa? Cosa hanno fatto con questi soldi? Sono delle prove inutili che non servono a niente, sono inutili, si perdono tempo, si fanno cose che non servono a niente, test non valuti i ragazzi col test, in questo modo test che poi troviamo, li fanno fare tutti, non è quello il problema. Oltretutto la Corte dei Conti per questi 5 milioni spesi è intervenuta e sta chiedendo ancora oggi di chiarimenti come sono stati spesi questi 5 milioni di euro, 5 milioni di euro durante la pandemia, ma a fare cosa? Per che cosa? Che ce lo spiegassero, che attivassero anche loro il cervello e spiegassero perché 5 milioni buttati dove? A far cosa? Allora, Ugo Previti, all'inizio di questo suo intervento lei ha anche fatto cenno a un altro problema annoso della scuola e lo vediamo tutti i giorni anche qui a Trieste o nella provincia di Gorizia, insomma, a cui fa riferimento lei, quello dell'edilizia scolastica, delle condizioni insomma dell'edilizia scolastica, no? A che punto siamo da questo punto di vista? Allora, diciamo che la nostra regione tutto sommato rispetto alle altre è messa bene, no? C'è qualche scuola in difficoltà vecchia che stanno ristrutturando e altro. Rispetto alle altre regioni siamo messi benino. Certo è, bisognerebbe investire più nella ristrutturazione. Io sono convinto che la ristrutturazione è l'arma migliore e non fabbricati nuovi. Dobbiamo pensare che nei prossimi anni ci sarà un calo di alunni. Come possiamo risolvere il problema col calo degli alunni? Lo risolviamo dal nostro punto di vista, cosa che abbiamo detto all'assessore, tutto, riducendo il numero degli alunni per classe, perché siamo convinti che lavorare o insegnare in classi con 12, 13, anche 15 alunni, oggi come oggi, perché l'integrazione, sappiamo benissimo, andiamo a vedere una scuola primaria, infanzia o primo grado o anche superiori, abbiamo una diversità di culture diverse. Se vogliamo preparare i ragazzi che frequentano la scuola italiana, le nostre scuole, dobbiamo dare la possibilità al docente di integrarsi col ragazzino di altre nazionalità, e lo possiamo fare solo se abbiamo classi piccole, 14-15 alunni, e non classi di 20, 22, 23 alunni, sia esse infanzia che sia superiori. Quello dobbiamo stare attenti, perché l'integrazione e avere numeri piccoli per le classi è importantissimo. Di conseguenza anche per l'edilizia noi abbiamo delle strutture che possono andare ancora bene, basta ristrutturarle, basta spendere. È vero, forse costa di più ristrutturare un palazzo che non farne uno nuovo, e di quello che non verrà più usato che facciamo? Ecco, allora siamo quasi in chiusura, volevo ancora fare un cenno alla questione autonomia scolastica, che poi è autonomia differenziata, scusate, per così completare il discorso su quelle che prima chiamava spot.
Sì, è uno degli spot, è l'autonomia differenziata. Non possiamo avere 22 stati in Italia. Si parla di Europa, tutti parlano dell'Europa, dobbiamo unire, dobbiamo fare, e noi in Italia facciamo 22 regioni diverse. La scuola deve essere di carattere nazionale. Se poi vogliamo entrare nel particolare è giusto, però non con l'autonomia differenziata, non che ogni regione decida come gestire la scuola, come fare e che programmi dare. Non va bene questo non è il nostro mondo, non è la nostra nazione. La nazione lo dice il nostro, per cui deve essere uguale per tutti, l'istruzione deve essere uguale per tutti, non può esserci differenza tra nord e sud, come non può essere differenza tra gli stipendi, tra nord e sud, perché vuol dire si spenderà di meno al sud, quello che ho di più al sud, ma perché ci sono meno servizi. Noi al nord abbiamo più servizi, per cui siamo più serviti, al sud bisognerebbe potenziare i servizi. Per cui ecco perché diminuire le paghe, insomma, a livello di guadagno c'è un guadagno di più, ma non è un guadagno, sono i servizi che mancano e al sud si spenderà di più, perché per portare i nostri ragazzi, se qua abbiamo i pulmini, giù non ci sono. Ad esempio, tanto per fare un esempio. Allora grazie a Ugo Previti per essere stato con noi, buon proseguimento, buon lavoro e torni presto ad aggiornarci sullo stato della scuola nella nostra regione. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie anche a lei e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura alla cronaca sono stati individuati tutti gli autori delle rapine tentate e consumate nell'ultimo mese a Trieste. Si tratta di cittadini stranieri sia minorenni che maggiorenni provenienti da diversi paesi. Nel servizio l'intervista al questore Pietro Ostuni. Facciamo la nostra parte e gli autori di tutto quello che è successo sono stati tutti scoperti, cioè questo lo dico ad onor del vero sia da parte nostra, da parte dei colleghi dell'Arma, la polizia locale sta facendo anche la sua parte, la finanza che ci dà una mano in tutte le attività che noi facciamo. I fatti sono accaduti, però la risposta è stata molto forte. Non manca all'appello nessuno, i minorenni che imperversavano a San Giovanni e Sant'Anna rapinando coetanei con lo spray al peperoncino, i cittadini nordafricani che usavano Piazza Perugino come punto di ritrovo prima dei loro colpi e altri protagonisti di rapine tentate e consumate. Tutti sono già stati individuati. Alcuni di questi protagonisti delle violenze sono minori, altri appena maggiorenni. Il lavoro incessante delle forze dell'ordine svolto in queste ultime settimane con controlli interforze presso tutte le piazze e le vie cittadine hanno permesso di chiudere il cerchio. La città è cambiata negli anni, insomma, la presenza di tanti nuovi arrivi comunque pone qualche difficoltà, qualche problema. Noi facciamo la nostra parte, però ci sono anche altri che devono fare la loro e il prefetto sta facendo un lavoro eccellente, ha istituito un tavolo sul disagio giovanile che ha già visto una prima riunione, adesso si faranno dei gruppi ristretti, quindi dobbiamo affrontare queste tematiche sotto tutti i punti di vista. Ciò che ha colpito l'opinione pubblica, oltre alla lunga sequenza di rapine e violenze in ogni zona della città, è l'utilizzo da parte dei malintenzionati di coltelli, martelli e spray al peperoncino, un arsenale completo per mettere a segno i propri colpi, oggetti atti a offendere, facilmente reperibili da chiunque. Molto spesso si parla di coltelli, no? La gran parte dei coltelli utilizzati sono coltelli da cucina, quindi che si trovano facilmente anche in casa. Il martello, basta andare in un negozio di ferramente, si acquista anche lo spray al peperoncino, cioè certo sono in libera vendita. Certo quello che noi dobbiamo fare, noi facciamo la nostra parte, vi assicuro che la facciamo anche molto bene, perché i fatti che accadono poi alla fine li risolviamo tutti. Artificieri in azione questa mattina in viale Romolo Gessi per un'auto parcheggiata a lato strada. Il mezzo considerato sospetto era pericolosamente nelle vicinanze dell'abitazione del presidente della regione. Vediamo il servizio.
È una Kia di questo colore blu, come vedete hanno fatto saltare non la maniglia, hanno dovuto far esplodere il finestrino del passeggero, i vetri a terra, per poter controllare l'interno dell'abitacolo. Infatti poi a un certo punto sono suonate anche le sirene dell'allarme dell'auto. La targa manca anche davanti, come vi dicevamo, quindi un'auto che sembra praticamente quasi nuovo, comunque in ottimo stato, in ottime condizioni. L'allarme è scattato stamattina, poco prima delle 8, Polizia di Stato e artificieri si sono precipitati sul posto. Nel frattempo gli agenti della polizia locale bloccavano gli ingressi della strada per ragioni di sicurezza. Un'auto sospetta comparsa da un giorno all'altro in via Romolo Gessi, quindi non un mezzo abbandonato da tempo, anzi un veicolo in ottime condizioni, senza targhe, pericolosamente vicino all'abitazione del presidente della regione Massimiliano Fedriga. È il motivo che ha spinto la questura ad avviare subito degli accertamenti sul posto. E infatti gli agenti assieme all'artificiere hanno preparato l'area per l'intervento. Tutti coloro che transitavano a piedi per via Romolo Gessi hanno dovuto fare dietrofront. Chi stava tornando a casa dopo la passeggiata col cane ha dovuto aspettare la fine delle operazioni. Coloro che intendevano passare con l'auto sono stati fermati dagli agenti della polizia locale. Dopo aver controllato esternamente la vettura, gli artificieri hanno fatto esplodere il finestrino anteriore lato passeggero. A quel punto è stato possibile controllare l'interno dell'abitacolo della Kia e finalmente far rientrare l'allarme. In tutta l'operazione delle forze dell'ordine è durata circa un'ora, nessun particolare disagio per il traffico, ma la via è rimasta interdetta anche per chi vi abita. Rimangono invece un mistero l'identità del proprietario dell'auto e perché fosse parcheggiata lì senza entrambe le targhe. Il questore di Trieste ha disposto la chiusura del bar Evolution di Viale D'Annunzio per 30 giorni per spaccio di droga e problematiche di ordine pubblico. Vediamo. Il questore di Trieste ha disposto la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 30 giorni del bar Evolution di Viale D'Annunzio, con sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività della squadra mobile di Trieste ha permesso di scoprire che nell'ambito dell'esercizio in questione veniva svolta attività di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in particolare di cocaina, ecstasy ed hashish. Tali reati hanno portato a disporre misure cautelari a carico di 2 persone che sono state poste agli arresti domiciliari. Inoltre, a seguito delle indagini, è emerso come il locale fosse frequentato da persone dedite all'uso smodato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, nonché da soggetti pluripregiudicati. Il questore dunque ha disposto la chiusura del bar in base alla normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che gli consente di sospendere la licenza di un locale quando sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituiscono pericolo per la sicurezza dei cittadini. Questa attività si somma alle ulteriori disposte nella vicina piazza Perugino, di concerto con la Polizia di Stato e con la Polizia locale, con situazioni di risse e violenze che da tempo preoccupano i residenti della zona. E per droga è stato denunciato a piede libero un 32enne per detenzione e spaccio. L'uomo è stato fermato in piazza Garibaldi. La successiva perquisizione personale eseguita alla caserma San Sebastiano di Viale Voltella dalla polizia locale confermava i sospetti degli operatori. Il 32enne infatti occultava negli indumenti intimi indossati diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, metanfetamina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sulla piazza cittadina, le quali venivano sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo è stato denunciato a piede libero per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E circa 10 persone tra la zona dell'ex stabilimento della Stock e la zona del supermercato Conad hanno vissuto attimi di paura a causa di un fastidio ieri alla gola che sarebbe stato causato dalla dispersione nell'aria di spray al peperoncino. Tutto sarebbe iniziato verso le 17:20 nei pressi del bar Mingardi nell'ex comprensorio industriale di Roiano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Proprio i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni test per analizzare l'area circostante, ma con esito assolutamente negativo. Per contrastare la violenza di genere, l'area Science Park apre in collaborazione con il GOAP il primo sportello antiviolenza di un ente di ricerca in Italia. Vediamo.
L'anno scorso sono state 352 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Trieste, praticamente una al giorno. Dal 99 a oggi il GOAP, Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti, attivo con la sede principale in via San Silvestro, ha aiutato quasi 6.000 donne. Per contrastare un fenomeno ormai strutturale anche a Trieste, Area Science Park attiva in via sperimentale uno sportello antiviolenza al campus di Padriciano e di Basovizza, il primo in Italia aperto da un ente di ricerca. Nasce da un incontro con il GOAP del centro antiviolenza. Abbiamo voluto un evento formativo e informativo e dal titolo Conoscere il fenomeno per prevenire le discriminazioni, però non ci siamo voluti fermare lì, non basta la formazione e l'informazione, non basta un evento e quindi abbiamo voluto creare una struttura stabile per consentire alle dipendenti di Area Science Park e alle dipendenti delle aziende insediate, degli enti di ricerca insediati, di poter rivolgersi anche solo per formazione e informazione. Ascoltare le richieste d'aiuto delle donne è l'obiettivo dell'iniziativa che parte già dalla prossima settimana. Lo sportello si potrà contattare via mail, per telefono o nelle sedi direttamente di Padriciano e Basovizza, dove saranno presenti negli orari d'apertura 2 operatrici GOAP. Noi usciamo già dai nostri uffici tantissimo per fare attività di formazione e sensibilizzazione, che per noi è un'azione fondamentale di prevenzione per lavorare rispetto al fenomeno, alla conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne e per sensibilizzare sia gli operatori della rete antiviolenza che le donne, perché più noi parliamo di questo fenomeno e più le donne si sentono meno sole. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore Paolo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori, il traffico è tranquillo attualmente, anche durante la mattina non ci sono state particolari criticità. Ci sono i lavori in atto all'altezza di Viale Miramare 65 per i costruendi pedonali in protezione, per capirsi, saremo sul posto, siamo tutto il giorno sul posto e daremo assistenza alla ditta, ci potrebbero essere dei rallentamenti momentanei. Altre cose non avrei da riferire per quanto riguarda la giornata odierna e quindi vi saluterei. Allora grazie, buona giornata, buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Altrettanto a tutti, saluti. Allora, noi andiamo avanti parlando invece di sport, di basket. La Pallacanestro Trieste vince anche gara 2 a Torino, si avvicina al passaggio del turno. Venerdì si disputerà gara 3 a Trieste. Vediamo il servizio. La Pallacanestro Trieste sigla il secondo successo esterno contro Torino e si porta sul 2-0 nella serie playoff, avendo ora 2 match point sulla racchetta per qualificarsi alle semifinali promozione. Fra tutte l'immagine della tripla messa a segno da Hailey Brooks, 27 punti per lui, può considerarsi l'emblema della partita, chiusa a 18 secondi dalla sirena sradicando la parità e chiudendo i conti 84-87 per i giuliani. Marce subito alte per Trieste che apparecchia la tavola con una schiacciata di Justin Reyes nel cuore della difesa piemontese e replica in penetrazione allungandosi sino al tabellone nel traffico. Risponde Kennedy con una tripla, mettendo a segno il suo primo canestro della serie. I biancorossi sfoderano una penetrazione di Ruzier e un semigancio di Candussi a cui risponde l'atletico Thomas. Trieste tocca il massimo vantaggio sul 10-17 grazie all'ingresso di Menalo. C'è ancora Kennedy però ad evitare la fuga ospite con un altro tiro dalla lunga distanza 13-19. Schina e De Vico riportano i giallo-blu a contatto a un minuto dalla pausa nonostante il canestro ravvicinato di Candussi. E Bossi, subentrato a Ruzier, a riallungare la prima sirena sul 18-24. Torino non ci sta, Trieste controlla il ritmo e con tanti falli conquistati mette in bonus la Reale Mutua già dopo 4 minuti di periodo. Arriva il primo vantaggio in doppia cifra per i biancorossi con l'1-2 di Candussi in lunetta 22-32. Vencato contribuisce dalla linea della carità non lasciando fuggire Trieste, trovando la giusta fisicità in pitturato. La Reale Mutua resta prima sul -9, colpita più e più volte da Ruzier, ma ha poi il grande merito di piazzare improvvisamente il break di 11-0 con Poser, Thomas e Schina per mettere la freccia sul 43-41. L'ultimo acuto prima della pausa lunga è di Brooks per il +2 di Trieste ai 20 minuti. Punti pesanti con le triple di Kennedy e Filloi, poi i liberi di Reyes e il contributo di Vildera. Trieste si prende 6 punti di margine, 47-53. Torino si rifà subito sotto col proprio duo americano e nel momento in cui gli ospiti fanno fatica ad andare a canestro sono i 3 rimbalzi d'attacco di fila a tenere avanti i biancorossi seppur di un solo possesso.
possesso 54-56. Poi il fallo tecnico alla panchina di casa e i 3 liberi imbucati da Brooks e Bossi danno un piccolo strappo ai biancorossi, che sfruttano il nervosismo torinese per una serie copiosa di conclusioni dalla lunetta a mantenere il vantaggio esterno anche al 30 minuti, con la tripla allo scadere dall'angolo di Ferrero per il +5, 65-70. Le distanze restano corte, De Vico impatta sul 62-72 a 6 minuti dalla fine ed è nuovamente tutto da rifare per i biancorossi, che sbagliano parecchio e si fanno sorpassare 2 minuti dopo ancora da De Vico, 76-74 in contropiede. Reyes piazza la tripla frontale, Poser è però una spina nel fianco, dolorosa per Trieste sul -1 ai 37 minuti. I giuliani pescano poi 4 punti di fila dal cilindro con Fillo e Reyes tornando avanti 78-81, prima di un nuovo vantaggio delle Reale Mutua solo 82-81. L'ultimo minuto è cruciale, Filloi ha la mano calda per piazzare la bomba del +2, 82-84, De Vico pareggia in penetrazione, ma Brooks inventa il colpo del KO, imbucando subito dopo la tripla del +3, 84-87, con 18 secondi ancora da giocare. Pepe sbaglia dall'altra parte la bomba della disperazione. I giuliani vanno sul 2-0 nella serie con una doppia vittoria in trasferta. Venerdì sarà gara 3 a Trieste. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bentornati in diretta. Aumenta il turismo in Friuli Venezia Giulia. Nei primi 3 mesi dell'anno si è registrato un incremento del 16% con turisti provenienti da paesi sino ad ora poco presenti in regione. Vediamo. Una campagna pubblicitaria spinta e capillare, molti concerti organizzati nelle località turistiche e l'ampliamento delle rotte dell'aeroporto regionale, appuntamenti come trasmissioni televisive, set cinematografici, programmi di divulgazione e documentari, proposte enogastronomiche, escursioni, strutture e servizi. Tutto questo e altro ancora sono gli elementi che stanno portando il Friuli Venezia Giulia ad essere sempre più meta turistica di richiamo e non solo dai vacanzieri consueti provenienti da Austria, Germania e dai Balcani. L'ottimismo profuso oggi dal presidente della regione Massimiliano Fedriga e dall'assessore al turismo Sergio Bini sono motivati dai numeri. Nei primi 3 mesi dell'anno sono aumentate del 16% le presenze turistiche in regione, 1.100.000 presenze, con l'incremento di visitatori da paesi fino ad ora poco rappresentati come l'Argentina, Singapore, il Canada, l'Australia, il Sudafrica e gli Stati Uniti. Non a caso, uno dei paesi dove maggiormente la Giunta ha investito in campagne pubblicitarie. Stiamo lavorando per un'offerta tutto tondo sul Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, con per esempio anche un rinnovamento della parte di comunicazione. Il sito per esempio per quanto riguarda di promoturismo, la BAIC è stato rinnovato. Abbiamo un ampliamento dei paesi di provenienza e devo dire che anche la presenza che abbiamo avuto su medie internazionali, tra cui quella più simbolica ma non l'unica come Times Square, ci ha permesso anche di arrivare a nuovi paesi che sono, devo dire, fuori dalla portata, erano fuori dalla portata del Friuli Venezia Giulia. Oltretutto c'era una serie di eventi importanti con tutti i concerti dei mesi estivi che si svilupperanno in tutta la regione, eventi televisivi che racconteranno il Friuli Venezia Giulia, quindi siamo ottimisti e ovviamente stiamo continuando a lavorare insieme a tutto il comparto produttivo, quindi le imprese che operano nel settore turistico, per ampliare l'offerta e migliorarla. Bilancio di previsione che sorride con la stima di 6,8 milioni di presenze turistiche, più della metà stranieri, fra chi sceglierà il mare, la maggior parte, la montagna, le città o la visita a siti specifici. Spot televisivi che hanno promosso la regione in lungo e in largo con i primi 7 canali nazionali che hanno trasmesso i commercial del Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce soprattutto Grado e Lignano. Un ricco calendario di concerti poi è una delle mosse più interessanti che la regione ha operato per attrarre gli amanti dei vari generi musicali. Insomma, la regione punta forte sul turismo e i numeri oggi non fanno altro che avvalorare tale scelta. Ruspe al lavoro ieri allo stabilimento Kral per quella che è una vera e propria corsa contro il tempo. Il presidente Lorenzo De Ferri è sempre più scettico sulla possibilità di riaprire al pubblico il bagno per la stagione balneare. Vediamo. Siamo sul Bobcat qui al Kral di Trieste, uno dei mezzi che servono per il ripristino ovviamente dell'area
La pulizia è quasi ultimata, la Ruspa sta lavorando anche questa mattina, perché poi dovranno partire i lavori veri e propri di ripristino di una situazione che ormai è diventata veramente assurda, tra furti, gente che si introduce a tutte le ore del giorno, della notte, e poi ovviamente i danneggiamenti che ben conosciamo. Un conto alla rovescia velocissimo, una corsa contro il tempo per provare a riaprire lo stabilimento e sfruttare quantomeno parte della stagione estiva, ma il cielo all'orizzonte è nero, le speranze si stanno affievolendo. Porto Trieste Servizi ha già liberato la zona dai detriti ammassati dalle mareggiate, siamo alle fasi finali, ma poi dovrà partire il lavoro di riqualificazione vero e proprio. Noi non sappiamo ancora niente. Noi abbiamo avuto la riunione circa un mese e mezzo fa, dove eravamo col segretario e i tecnici, ha parlato solo il segretario, ci ha detto che faranno qualcosa, ma non sappiamo cosa e quando. Non faranno il campo giochi, dove metteremo la gente, quanta gente potremo fare? Le gabine in su che sono tutte rotte, chi le metterà a posto? Non sappiamo niente. Ma quindi soprattutto riuscirete a ripartire quest'anno, quest'estate? No, difficile, molto difficile, anche perché non sappiamo quanto fare gli abbonamenti. I banini ci hanno mandato alla cooperativa Lase che noi usufruiamo dei banini, ci hanno mandato dei costi in aumento rispetto all'altro anno. Se non si muove il segretario non lo sentiamo. Professor Torbianelli ci convochi per sapere le modalità dei lavori e cosa faranno. Per esempio il bar, la mareggiata l'ha distrutto, sì. Il bar non si farà. Sullo sfondo il pericolo costante di nuovi ingressi da parte degli ignoti che stanno facendo razzia di qualsiasi oggetto agli stabilimenti Kralle Ferroviario. L'ultimo episodio che ha danneggiato ulteriormente i bagni, quello di venerdì notte. Qualcuno ha rubato i 600 metri di cavo che passano attraverso l'ex stock per portare l'elettricità. Ladri di rame, questa è la terza volta nella storia degli stabilimenti balneari. E questo è il cavo che porterebbe quindi l'energia elettrica sia a voi che al ferroviario? Che al ferroviario, a tutti e due purtroppo. Saremo al buio. Si va verso le elezioni comunali. A San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino sono state depositate le liste a sostegno dei candidati a sindaco dei 3 comuni. Vediamo. Tempo scaduto per presentare le liste. Da mezzogiorno è completo il quadro dei candidati alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno per i 3 comuni che vanno al rinnovo in provincia di Trieste, Sgonico, Monrupino e San Dorligo della Valle. Un quadro simile nei primi 2 comuni, entrambi con 3 candidati a sindaco, dove le prime cittadine uscenti puntano alla riconferma e il centrosinistra si presenta diviso. 4 invece i candidati a San Dorligo per prendere il posto dell'uscente Sandy Clun. Ma andiamo con ordine. A Sgonico torna in campo Monica Hrovatin, che punta alla seconda riconferma sostenuta dalla lista di centro-sinistra Scupai Insieme. Dovrà vedersela con Mirko Sardoc, già suo assessore e ora candidato della squadra comune per Sgonico, nata dallo strappo della Slovenska Skupnost e dall'Alleanza Verdi-Sinistra. Il centrodestra compatto presenta invece Chiara Puntar. Stessa dinamica nel piccolo comune di Monrupino, dove la scissione del centro-sinistra ripropone il duello di 5 anni fa tra l'uscente Tania Cosmina e Martina Scabar, con il terzo incomodo Fabio Tognoni che mira a strappare la vittoria con la lista unita di centrodestra. Più articolata la situazione a San Dorligo della Valle, dove i candidati sono 4: Giorgio Marchesic con la Federazione del Territorio Libero di Trieste, Roberto Massi che corre con il centrodestra per San Dorligo della Valle, a cui si aggiungono le liste Gombac e Uniti, Alessandro Coretti, Alexander sostenuto da Slovenska Skupnost, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Patto Perdulina e Partito Democratico, e Roberto Drosina dei Verdi Territorio e Ambiente. Dopo l'annuncio di privatizzazione degli asili a partire dal nuovo nido di Roiano, ora il Comune taglia i servizi sociali destinati ai minori e alle famiglie e la denuncia della CGIL Funzione Pubblica. Vediamo. Il Comune sembra avere un disegno, quasi una crociata, contro i bambini e i minori di questa città. Dopo la privatizzazione dei servizi educativi con la nota vicenda del nuovo asilo nido di Roiano, ora la riduzione secca dei servizi sociali ai minori e alle famiglie. È quanto denuncia la CGIL Funzione Pubblica. Secondo quanto riferito dal sindacato in conferenza stampa, l'amministrazione del Comune di Trieste ha dato al Dipartimento dei Servizi e Politiche Sociali l'indicazione di contenere la spesa per i servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie già nel corso del 2024. Attualmente sono circa 70
70 gli assistenti sociali che si occupano di minori, per un totale di circa 1400 interventi. Vogliamo fare anche questo focus su anche questa disposizione che l'amministrazione ha dato di ridurre le spese sul sociale, degli interventi che le assistenti sociali fanno sui minori. Viene detto sostanzialmente che bisogna ridurre le risorse stanziate già entro il 2024. Per fare questo viene detto che non si possono assumere degli interventi nuovi su altri bambini, quelli che ci sono vanno chiusi e si possono aprire nuovi interventi su bambini o su minori solo a fronte della chiusura di un intervento precedente, quindi diciamo pareggiando, non si può andare in aumento. Questa è la denuncia appunto del sindacato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che ritorna nella sua edizione serale questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.